Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano, siamo su Football Manager 2014, Leeds Barley, campionato all'Elland Road. Allora, Fioi, oggi ho fatto 2 o 3 cambiamenti in avanti, allora Diouf l'ho messo in panchina perché chiaramente non può tenere sto ritmo, cioè non è più giovanissimo, non ce la fa proprio. Anche McCornack purtroppo non è in forma, però che rimane un po' più giovane, quindi può tenere di più. Allora ho messo McCornack come seconda punta e Ante, sto attaccante qua un po' del cazzo, come punta centrale, in attesa di Oba Oba. Poi ho messo Biondini per Austin che è espulso e per il resto squadra confermata. Ragazzi andiamo e preghiamo, questo attaccante voglio provarlo almeno, voglio la vittoria, ma non interessa, il resto non conta. Le istruzioni ci sono, vai. Oh, finalmente un po' di sole. Dai ragazzi, Warnock. Ecco, bene. Ant già in fuorigioco. Dai Ant, regalami un gol. Questo campionato è equilibratissimo. Vai McCormack. La metti in mezzo. Ladley. Biondini. Liz. Nobel. Ancora Liz. Warnock. Biondini. Biondini per Ladley. Les. Sbagliamo tutto perché... Grande. No, Cracker Doria sbaglia. Cracker Doria ha sbagliato. Occhio. Mamma mia. L'ho vista dentro la la la. Dai, Fai, che dobbiamo portare a casa i 3 punti. Assolutamente. Attenzione, Nobel. Nobel! Mark Nobel! 1-0. Incredible goals. Mark Nobel. Grande Nobel, deve essere lui il faro di questa squadra, soprattutto se riusciamo ad arrivare in Serie A, cazzo. Questo progetto Cellino by Sceicco sta portando i risultati forse, però non voglio cantare vittoria troppo presto che nel calcio non si sa mai. Buon 1-0, dai ragazzi. Il problema è che siamo una squadra corta, abbiamo pochi giocatori e non ho trequartisti destri e sinistri di riserva. No, cazzo. Questi consigli qua, io mi fido. Ok. Vai, eccolo qua. Che speravo subito il gol sul consiglio di Sheva. Eccola qua la cagata, Kin. Bravissimo, Beck. Vai Campos, oh Campos! Incrocio scandalosamente scandaloso di Ocampos. Non ci voglio credere. Adesso anche McCormack è stanco. Porca puttana, sei fortunato addirittura, cazzo. Siamo messi male. Energico. Dai che possiamo fare ancora meglio. Devo mettere Diouf assolutamente. Nobel è stanco, non li posso rischiare. C'ho la coppa, c'ho la Capital One, porca zoccola. Vai. Il prossimo è un cambio in difesa, chiaramente. Che dura che ragazzi. 1-0 proprio di misura. L'attaccante Ant non si è mai visto. Proprio Martis doveva infortunarsi, cazzo. Dai ragazzi, dai. Occhio, eccolo qua. Mamma mia, grande portiere, madonna, sto portiere me lo godo, grazie che me l'avete consigliato. Parlo con lo staff. Vai ragazzi, bravissimo. Io recupero, scusate, Liss. Niente, questo è un brutto errore. In impostazione. Dai che la prendiamo noi di testa, bravissimo Ladley, Campos o Campos, la da Biondini, Biondini per Ant. Dai fioi, dai. Dai ragazzi, che con il cuore la portiamo a casa questa, anche se siamo in difficoltà. Siamo stanchi più che altro. Penso in Coppa col Charlton, secondo me ne andiamo fuori, saremo distrutti. È ancora presto per fare il terzo cambio. Occhio, bravo Lis, bravo. Diouf, ancora Lis, Biondini, Kramer per Ant, segnalante! Cagatone di Ant, ragazzi, cagatone di Ant. Vai Diouf, in mezzo. Niente da fare. 62esimo, ragazzi, Leeds 1, Barley 0. Decide Nobel con una punizione magistrale. Tattiche. Allora, Watton. Doria distrutto, devo tenere Lissa che si è ammonito. Cazzo. Adesso vediamo di rallentare un po' il ritmo anche. Oso, oddio, grande, grande Summers. Vai Summer. Keane.
No, è espulso. Madonna. Mamma mia, l'ha presa perfetta lì, se no era espulsione, cazzo. Dai, pressiamoli però. Bravo, Beck. Vai, Ladley. Vai, Ocampos, mettila in mezzo, segna! Cosa ha fatto il portiere? Cosa ha fatto il portiere? Non ci credo. Diouf. Porca puttana, vai, qua andiamo di controllo. Rallentiamo il ritmo. Ok, togliamo, no, togliamo tutto. Teniamo palla e basta. Ragazzi, per favore, perdiamo tempo se possibile e portiamo a casa sto 1-0. Che fatica, raga, che fatica però. E l'Huddersfield vince 2-0 contro il Blackburn Rovers. È veramente duro il campionato della Serie B inglese. Vai Beck, vai Ant, Ocampos, Biondini, Kramer, Ridley. Vai Ant, bravissimo Kramer! Ocampos! Ma perché ci mangiamo questi gol? Perché dopo la paghiamo, cazzo. Non posso neanche urlare troppo perché è tardi, porca mignotta. Però volevo veramente bestemmiare contro sti stronzi che non segnano. Andiamo a casa, dai che andiamo a casa, dai che andiamo a casa. Per favore, non adesso. Non adesso. Tua portiere, perdiamo tempo, perdiamo tempo. Serve un'altra vittoria pesante, cazzo. Bravissimo Campos, buttala lontana, dai. Edgar recupera per il Barley, ultima occasione. Bravissimo Warnock. Kramer, Biondini, Kramer, Hunt, Biondini, non perderla, bravo. È finita ragazzi, 1-0 a Helen Road. Molto allora molto raga, siamo contro il Charlton in Capital One, ragazzi, siamo contro una squadra di Championship, quindi sulla carta possiamo farcela. Chiaramente devo tenere Ant in attacco, quindi auguri, perché McCornack è un po' distrutto, poretto. Però rientra Diouf e Austin, Biondini per il posto di Ladley che è stanchetto e la difesa è sempre il titolare perché giocano bene, ho bisogno di una difesa comunque solida. Sarebbe bello arrivare al quarto turno, che l'obiettivo era comunque arrivare al terzo, quindi l'obiettivo è raggiunto, però avevamo un'occasione secondo me non da poco, e possiamo arrivare tranquillamente al quarto turno, che il Charlton non mi sembra una squadra devastante. Ok, il pronostico è a mio favore, vai. Ragazzi, mi raccomando, siamo con controllo, energico. Ok, perfetto. Andiamo, prima mettendo a parlare con i giocatori. Speriamo bene Ant, ha 30 anni ed è comunque ha parametri di merda, quindi poveretto più di tanto non potrà fare. Stewart, occhio Stewart, mamma mia, grandissimo Liz. Palo, no, io non ho parole per descrivere questa azione, ha rischiato il gol tipo 70.000 volte in un secondo. Non stiamo giocando bene, vai Noble. Dai portierone. Vai Diouf, con la tua velocità. Martins, sento tanto la mancanza di Oba. Troppo sfortunato 6 settimane, sono tante, cazzo. No, errore di Doria, errore di Cracker Doria ed è calcio di rigore. Incredibile errore di Doria. Michael Jackson. Parata di Sommer! Parata di Sommer, però. Quando giochiamo controllo, fermo da cagare. Proviamo ad attaccare si stronzi, grandissimo Sommer comunque, paratone. Doria è morto, fioi, Doria è morto, Doria è morto. 77% per Doria, 78. Piccolo infortunio per Doria. Bravo Doria, qua recupera bene Biondini, giocando bene Biondini, si sta ambientando bene. Ant, per Nobel, Nobel, Nobel! Che occasione! Premio Nobel. Ah, Noble, Noble. Vai, Noble, Biondini, Noble, Warnock. Dio, fa sbagliato tutto, ma recupera Liz. Bella, la difesa mi piace, la difesa è buona, cazzo, giocatori comunque di prospettiva. Diouf, Austin, Biondini, Hunt, Ocampos, Ocampos, Lucas, Ocampos, 1-0. Ho cambiato tattica con offensiva, giochiamo troppo meglio. Sta squadra deve attaccare, non c'è niente da fare, è nata per attaccare. Dai, fioi.
Dai, cazzo, andiamo al quarto turno, porca puttana, siamo un po' di culo con i sorteggi, possiamo beccare un'altra squadra di merda, speriamo. Dai ragazzi, dai. Grande Ocampos che mi regala il gol del vantaggio per il momento. Stiamo... continuate così. Però Cracker Doria, io sinceramente non me la sento di tenerlo ancora. Mettiamo Watton che comunque è un bel giocatore anche lui, dai. Ocampos è monofio. Vai, ciao Campos. Meno male che McCorner può fare tutto. Vai, 1-0. Dai, teniamo sto risultato, cazzo. È che non posso difendermi perché ho visto che se faccio controllo, contropiede un po' meglio, ma controllo proprio non sono capace di controllare i match. Probabilmente siamo troppo giovani e non avevamo l'esperienza di addormentare le partite. Dai, McCornack, Noble, Austin, Biondini, Ant, Biondini, Ant, ancora Biondini, bellissimo, la stessa palla che voglio io, McCormack, e c'è il gol, 2-0 Leeds, 2-0 Leeds, Ross McCormack. Bravi ragazzi, bravi. Questo è il Leeds che voglio vedere, porca puttana. Lo spogliatoio è perfetto, gli allenamenti vanno alla grande, ho modificato un po' gli allenamenti che li faccio manuali e i giocatori sono tutti felici, tutti in positivo, stanno migliorando nelle finalizzazioni, nelle marcature, nella velocità, un godimento meraviglioso, no, no, non protestare. Mamma mia che qua abbiamo fatto una cagata obesa. Cagatone obeso ragazzi, il classico cagatone obeso. È morto. Non è che più difensori. Beh, vai. Mettiamo Kramer per Nobel. Certo che veramente in Inghilterra si gioca una partita al secondo, però cioè, veramente io non capisco il perché devono fare queste storie. Cioè. Io capisco che amano giocare, però porca puttana, giochiamo ogni 6 minuti. Ocio, bravi. La parata anche di Sommer mi ha veramente aiutato, devo elogiarlo a fine partita. Parlo con lui. Wilson, attenzione a Wilson, gol. Porca puttana, al 90esimo. E Vina, tenimo duro, fioi. Non possiamo permetterci sui supplementari perché siamo morti. Dai, vedi recupero, perdiamo tempo. Dai, aspetta. Rallenta il ritmo. Ok. Ecco, marchiamoli a sbrega. Vai. McCormack. Di testa, tira! Mamma mia. È finita! È finita! Siamo al quarto turno, ragazzi. E si gode, mamma mia, che impresa. Bravi Vai ragazzi, ragazzi, vai di bravissimi. sorteggione. Sorteggione Capital One quarto turno, ce lo spariamo insieme questo. Sorteggio automatico. Vai. No, ti prego, non una super big. Dai, Cardiff, va benissimo il Cardiff. Chelsea, beh, però il Chelsea è stato fuori dei coglioni. West Bromwich, va bene. West Ham, cazzo, due comunque Southampton, ma anche potrebbe Manchester United fuori al Manchester. Swansea, Brington, cazzo, che sfiga. Sunderland, Norwich, aia. Arsenal no, ti prego. Cazzo. Va bene, dai, salutiamo la Capital One con classe, non ce la faremo mai con l'Arsenal purtroppo. Peccato, c'erano squadre scarse, abbiamo beccato una delle più forti. Vaffanculo. Allora raga, siamo contro l'ultima in classifica, ho fatto un po' di cambiamenti. Allora l'attacco è rimasto invariato, McCormack, Diouf, Campos. Centrocampo, vabbè, Kramer e Biondini, quindi l'Adle è ancora a riposo. E la difesa è cambiata 3 su 4 perché White e Bryan i due esterni e Watton centrale. Fioi, cerchiamo di vincere con l'ultima, purtroppo nel sorteggione di Capital è arrivato l'Arsenal, sarà praticamente impossibile vincere. Cioè, dai, quarto turno ci può stare comunque, alla fine sono comunque contento, così ci possiamo concentrare anche sul campionato, e poi comunque c'è l'FA Cup che, insomma, anche quella sarebbe bello fare comunque un buon risultato. Ma chiaramente per il primo anno non vinciamo niente, ecco, magari vinciamo il Championship, che sarebbe comunque bello. Ecco, con questi qua voglio la vittoria offensivi e non rompiamo i coglioni. Siamo allo stadio Den. Poi speriamo adesso deve entrare anche Martins perché comunque Martins ha fatto un turnover un po' più importante rispetto alle altre partite perché il Millwall è ultimo, quindi
secondo me possiamo anche permetterci un piccolo turnover. Vai Kramer. Kramer per Austin. Austin, ma cosa ha fatto Austin all'incrocio? Austin all'incrocio, non ci credo. Non ci credo, che tiro di Austin. Che tiro di Austin, porca puttana. Incredibile, incredibile. Adesso 33 ace, bene, non ci sono più azioni. Pazzesco, un incrocio dei pali di Austin devastante. Fioi sveglia. Dai, possiamo portare a cara tranquillamente la vittoria, devo fare qualche cambio. Mettiamo Vai Noble e Ladley. Ok. Mi dà lì bei parametri anche, è chiaro che gli osservatori è sempre in proporzione alla squadra. Vai raga. Però l'Adley è un buon elemento secondo me, possiamo puntare tanto su quel giovane. Dai ragazzi, però no, col Millwall, no, 0-0 col Millwall, no, però, cioè... Fioi... Niente, la partita è andata. Neanche un'azione, beh, proprio partita divertente. Basta, neanche il tempo di cambiare, onestamente, è proprio un disastro. Vabbè, tanto qua non c'è... Ma cagare. Sì, vaffanculo, 2 punti buttati via in maniera devastante, cioè come un tutorial su come buttare via 2 punti, neanche un'azione. È andata. Adesso siamo capaci anche di prendere il gol. Niente da fare ragazzi, un pareggio inaspettato dopo la partita di Coppa, purtroppo eravamo stanchi, è andata male. Aggressivo. Non siete stati abbastanza bravi, infatti non si incazzano, stronzi che non siete altro. Un punto in più ma devono ancora giocare le altre. Chef è contento, bene. Di tutti i tifosi, lo so, adesso vediamo cosa fanno gli altri e poi salutiamo tutti e andiamo alla netta, che è tardi. Speriamo in un passo falso contro chi gioca, no? Col Blackpool, ma insomma. Scusate ragazzi. Dai, col Blackpool, ma è un pareggino, dai. Troppi errori del Leeds. Dai ragazzi, vogliamo sapere com'è nata. Dobbiamo avere... Almeno non riesco a mantenere l'imbattibilità, è positivo. Ha vinto purtroppo, cazzo. Non siamo più al primo posto. Belle notizie come mondiale, porca puttanona. Vediamo la classifica. Non ci voleva questa, non ci voleva. Leeds. Prima squadra. Siamo al secondo posto. Mini fuga dell'Huddersfield che ha vinto 2 partite in più. Io ho pareggiato, sto pareggiando tanto, però come difesa non sono messo male. Va buon dai raga, la situazione è ancora buona. Un saluto del comandante veneziano. Forza Leeds. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.